Zio Peppe, state facendo la raccolta differenziata E che cosa? dell'immondizia, della spazzatura? No, ma è uscito, non hanno visto il fatto che è successo. Che è successo? Hanno cacciato, hanno cacciato a quella peppa a Napoli. La A Iervolino? Napoli si è a Arbolino, si hanno cacciato. E ora c'è venuto un sindaco, lo chiamano, aspettate, come lo chiamano magistro, un sindaco magistro lo chiamano, che lì sarà stato qualche grande avvocato. Però in già rispondo, chiamo un nezzo a Napoli a Salvatore, stiamo un nezzo per tutto vizio. Stiamo un nezzo per tutto vizio, se gira tutto il mondo non ci stiamo un nezzo che sta a Napoli. E i cristiani sono proprio dei gente di mondezza. Zio Peppe, però se non iniziate voi a fare la raccolta differenziata, Non c'è mai io non ho detto niente, ma gitti, noi non facciamo mondezza. non fate Perché immondizia? poi gli basta senza offesa a voi, perché questo è questo poco di Napoli. Adesso vediamo il provvedimento come cambiamo, voi la sera, no? Si mette cosa la spazzatura fuori. La mattina non trovo niente prima, perché arrivano 20, 30, 40 zoccoli affamati, si mangiano tutte cose, si mangiano pure il catto, si mangiano. E allora perché non mettono pure il zoccolo a Napoli che si mangiano tutte cose? Non Ma- ce ne sono abbastanza? Come? Non ce ne sono No, ma non abbastanza. parlo delle zoccole come a voi, signore. Io parlo di zoccole che si mangiano che a mondezza. E poi chi uccide le zoccole? Ma non è cane a cirere a Pasqua, perché se cirere perché si bagna a mondezza. E vabbè, però poi si riproducono e diventano troppe. Che perché non ci capite, e che fa? E vabbè, voi vivreste in una città con miliardi di zoccole dentro. Ma che imbiccerà un dopa? Che imbiccerà un cristiano un dopa? Vabbè, uno no, ma centinaia, migliaia, milioni. Sì, ma che fastidiano, che quando voi diciamo camminato, no? A zoccolo sono fuori, non dà fastidio. Quindi voi proponete Zoccolo per tutto vizio. la differenziata, no? Ah, che mi fa? Faragnassero pure a tutta questa gente. Ci vuole il zoccolo assai, ci vuole. L'idea sembra buona, perché non la proponete a De Magistris? Lo capisco. Però si muove il cervello la mattina e che so che c'ho. E andate da solo o accompagnato da qualche zoccola? Mi porta vostra sorella.